Sampdoria kommt zu spät. Beckenbauer. Maradona. Good to see him coming and see the and Pele. Abgeglichen Klo, von Seite gespielt zu Johan Cruyff. Cristiano Ronaldo is onside. Ronaldo has one. Puts the ball in. It's Lionel Messi. Here he is again. Here he is again. That's astonishing. It's absolutely world class. Ben ritrovati con una nuova puntata di Football Beside, l'altro lato del calcio. Sotto i riflettori due personaggi legati al mondo del calcio, anche se all'interno della nostra trasmissione non parliamo di calcio. Nell'anteprima subito l'amico del nostro primo ospite che tra poco andremo a conoscere. Lui si chiama Giovanni. Ciao Giovanni, ben trovato. Ciao Ettore. Siamo curiosi di conoscere il nostro primo ospite e ho l'esigenza di carpire attraverso le tue parole che personaggio è. Camaleontico, carismatico, poliedrico, un uomo di grande spessore. È una persona che comunque si spende molto nell'amicizia? Assolutamente. Della serie è sempre molto vicino quando qualcuno ha qualche esigenza. Estremamente vicino. Ti è capitato anche personalmente? In 23 anni di amicizia è capitato per Quindi è un tuo grande amico? Assolutamente, mio fratello. Sono curioso comunque di capire qual è la sua caratteristica più particolare. Beh, sicuramente è un uomo che riesce ad essere efficace ed efficiente senza far rumore. Quindi è un pregio, non di poco conto, oggi. Assolutamente. Chi è amico suo sicuramente ha della positività nella sua vita, quindi quando è accanto trasmette questa sua serenità. Avverti la sua presenza sempre forte, sempre costante, ma mai fastidiosa. Qual è la cosa che non ti è mai piaciuta del tuo caro amico? Beh, forse quella che non mi piace di me, che siamo un po' permalosi tutti e due. E quindi vi scontrate? A volte sì. Però quando ci si scontra ci si ama. Ci si ama. Grazie Giovanni, grazie veramente. Grazie a te. Allora a questo punto siamo veramente curiosi di conoscere tra poco, subito dopo la sigla, il nostro primo ospite a Football Beside. E dopo aver conosciuto Giovanni con la presentazione del suo ospite, eccolo qua l'ospite di questa nuova puntata della nostra trasmissione. Lui è Nunzio Currenti. Ciao Nunzio, ben trovato. Ciao Ettore, grazie dell'invito. È stato un piacere anche perché insomma con te abbiamo modo di spaziare a 360 gradi, anche se non parleremo di calcio, per cui cercheremo di scoprire attraverso alcune domande si parla tanto di calcio, la tua personalità, perché in molti insomma conoscono Nunzio sotto
le vesti di giornalista sportivo, questa volta invece cercheremo di conoscere l'altro lato di Nunzio. Siamo molto curiosi. Ho gli altri lati. O gli altri lati, perché tutti ne abbiamo tanti. Mi chiamano multitasking. Addirittura, Sì. addirittura. Prima di formulare delle domande particolari al nostro amico Nunzio, voglio subito presentare i 2 oggetti di scena che sono anche fondamentali all'interno del nostro format televisivo. Abbiamo un telefono datato, anni 50, però simboleggia forse secondo me il vero e proprio telefono, cosa che ormai è impensabile da trovare a casa. Sì, ce l'ho I tuoi avuto. nonni forse. Ce l'ho avuto, è come se ce l'ho avuto. E poi abbiamo anche un mappamondo che è sempre fonte di ispirazione, di viaggi, avventure. Di questi 2 oggetti comunque ne parleremo tra non molto, perché prima ti formulo qualche altra domanda per carpire sempre di più i lati, perché tu hai sottolineato che ne hai tanti, della tua personalità. Che significato dai al tramonto? In realtà, per certi versi, io comincio a vivere dal tramonto in poi. Si dice sempre che è il primo momento in cui finisce la vita della mia famiglia Sì? e comincia la mia, no? L'altro lato della tua vita? Sì, l'altro lato della mia vita, perché da dopo cena in poi Sei più tranquillo. comincio a sbizzarrirmi. Nei momenti di serenità leggo, studio, oppure mi dedico a vedere serie TV o a leggere fumetti. Quindi il tramonto per te principalmente è un momento di serenità e riflessione. Sì, soprattutto sai l'immagine che mi colpisce è il tramonto visto in un posto che amo tanto, che colgo l'occasione, tipo il Lido Sant'Andrea, dove organizzo il torneo di mia mamma, seguire il tramonto al Lido Sant'Andrea in quello spaccato di mare, di Fondachello, fa effetto. Sì, soprattutto dopo i momenti di serenità, con una bella birretta, messo Tranquillità gli assoluta. amici, sì. Quindi l'alba ti mette un po' di soggezione, perché chiaramente devi affrontare una giornata piena. Mi mette in crisi perché l'alba mi fa capire che magari non ho dormito. Quando comincia il tramonto c'è questo contrasto, questo paradosso. Esatto. Ti ritrovi. Una vecchia canzone di Riccardo Cocciante diceva: Andrea, a piedi fino a Bologna per un amico in più. Tu lo faresti? Io diciamo che per gli amici ho messo e metto spesse volte avanti me stesso. Cioè ci vai spesso a Bologna? Sì. Per i tuoi amici, sotto questo punto di vista? Metto avanti gli amici quando penso che gli amici meritano. Mi piace essere riferimento per i miei amici e sapere che in qualsiasi momento io posso essere utile per loro ed essere diciamo un bacino di consigli, di idee, e anche di ascolto, perché bisogna sapere ascoltare. Mi rendo conto che viviamo un momento storico in cui la capacità di ascolto è ridotta al minimo. C'è stato mai un amico che ti ha chiesto un super mega sacrificio e tu non sei riuscito a malincuore ad accontentarlo? Non so che intendi per mega sacrificio, perché C'è un favore impellente che dovevi risolvere? no, io non ho, dagli amici non ho mai ottenuto richieste di favori. Ah, Non credo, non possono essere interpretati favori. questo è anche vero, Perché sì. se l'amico ed è un amico vero e importante che ti chiede qualcosa è perché magari per quell'amico quella cosa è importante. È importante. Allora tu, se sei Un vero amico. devi cercare di dare il massimo. Poi può capitare che magari non riesci, però il massimo lo devi dare. Cosa ti affascina del giornalismo? Lo scoop oppure la capacità di saper scrivere? Lo scoop no? Anche se ormai viviamo di scoop, Sì, no? però E non anche di ha- fake scoop. Non è il momento, non è la fase storica, lo scoop non mi ha mai appassionato in realtà, perché per fare scoop devi avere chi in realtà sa leggere lo scoop.
Mi riferisco anche a pubblico. dare il senso giusto a quella notizia che tu hai pescato. Non mi è piaciuto mai fare sensazionalismo, assolutamente mai, in 25 anni di carriera. Io ho scritto quando avevo in mano La certezza. la certezza delle cose. Quindi Sarà ti, stato un mio ti piace limite. più scrivere che tentare di trovare lo scoop? No, assolutamente. Forse questo è stato un mio limite, la prudenza. Mi dicono sempre che la prudenza, l'essere stato umile È una virtù, attenzione, perché No, la però prudenza secondo me è una virtù. in certi ambienti mi hanno sempre detto che è stato il mio grosso limite. Perché qualcuno poi magari forse se ne è Volare approfittato. volare basso è stato il mio limite, sì, credo di sì. Ai ai ai, che confessione quella di Nunzio oggi. Ormai, dove? No, vabbè, diciamo che saper scrivere è sempre comunque una No, io non mi capacità sono che aiuta. Ettore, non mi sono mai sentito un grande scrittore. Io mi riporterò sempre dentro le frasi dette. Il primo articolo che ho scritto da Giovanni Finocchiaro, che oltre a essere il mio riferimento assoluto nel lavoro, è stato mio testimone di nozze, mio Una persona vicina. eterno amico. Mi disse il 5 ottobre di 25 anni fa, il giorno prima di scrivere il primo articolo sulla Sicilia, che lo scrissi a Brescia, di pallavolo, perché Catania giocava a Brescia quel giorno, quindi sembrava l'occasione. Io ero a Bergamo a lavorare e chiesi di scrivere un articolo sulla Sicilia perché non c'ero mai riuscito. E allora Gianni mi disse: ti ricordo che non stai scrivendo per pallavolisti, stai scrivendo per la gente comune, per la gente Che magari di pallavolo conosce poco. e quindi cerca di scrivere tranquillo. Beh, un insegnamento, Fino a quei tempi io scrivevo molto arzigogolato, no? Con termini molto altrettanto tecnici. Posso dire che da quel momento in poi, io non ho, se tu leggi i pezzi che scrivevo per il Gazzettino di Giare, per la tribuna di pallavolo, erano delle analisi, in realtà non erano dei pezzi. Poi da quel momento in poi chiaramente queste parole e quelle di Michele Tosto nel calcio giovanile, che chiaramente è il mio Ti hanno grande, dato un mio grande riferimento. maestro, un mio grande maestro, mi ha sempre indicato la strada giusta. Il dolore di una malattia, secondo te, cambia la personalità di una persona? Io purtroppo ho vissuto tanti dolori di malattia, ho vissuto quello di mia mamma. Il grande insegnamento che ho avuto da questa lezione di vita che mi ha dato mia mamma sempre è la dignità con cui ha affrontato la malattia. 5 anni durata in tutto, 3 anni a letto. Cioè contemporaneamente tu assorbivi questa forza Sì, e dal suo male. contemporaneamente capivo quanto mia mamma e mio padre fossero veramente innamorati, perché l'ulteriore grande lezione che ho capito dalla malattia di mia mamma, purtroppo scomparsa 27 anni fa, è che quando si dice nella buona e nella cattiva sorte, mio padre e mia mamma sono stati sempre nella cattiva sorte. Che bella storia. Però che mio ci hai raccontato. padre e mia mamma si sono amati fino alla fine. Ho visto cosa ha fatto mio padre per mia mamma. Quindi mio padre, con tutti i suoi difetti, meriterà sempre il supporto dei figli per tutto quello che ha dato a mia mamma. Ci piace questo ruolo dei nostri ospiti quando si raccontano un po' con il cuore in mano, e ci piace perché lo hai raccontato anche un po' emozionandoti. Eh sì. O sbaglio? Sì, no, certo. Allora, volto pagina, perché adesso voglio parlare invece di questo bel telefono che spesso e volentieri, dico sempre, è fonte di brutte e cattive notizie. Ti è mai arrivata la telefonata che aspettavi da tanto tempo? Diciamo che vivo in attesa sempre di telefonate. E questa è una cosa bellissima, perché vuol dire che uno non molla mai. No, io non mollo mai, però ci sono momenti di sconforto e sono tanti, e questo è quello che sto vivendo è uno di questi. Vivo in attesa di Questa telefonata. Questa telefonata. Tanto prima o poi arriverà. Queste telefonate arrivano, quel telefono in particolare mi ricorda, però in questo comodino soprattutto. Attenzione, perché stai forse anticipando l'altra domanda. Ok, va bene. Sai qual è l'altra domanda? Qual è invece la notizia che non avresti mai voluto ricevere attraverso una telefonata? La morte di mio nonno. Immaginavo, perché spesso e volentieri arrivava La morte di mio nonno la ricordo come se fosse ieri. Quanti anni avevi? E tu considera, ne avevo 9 anni e la telefonata arrivò alle 3:30 di notte. Sconvolgendo tutta la famiglia, sicuramente. Sì, perché mio nonno si chiamava come me
ed ero legatissimo a lui, e una delle grosse pene della mia vita è stata quella che non ho potuto vivere mio nonno appieno, la ricordo quella notte di novembre di San Martino. Fu una domenica San Martino, 11 novembre 1981. che non scorderai facilmente, No, assolutamente. porterai sempre nei tuoi ricordi. E l'altro ricordo felice lo aggiungo, perché sembra che Sì, è giusto, perché sembra che parliamo solamente di cose brutte. Di cose brutte è l'attesa Del primo figlio, del scommetto. compleanno, dei compleanni ogni volta con questo telefono. Sì. Perché, siccome non c'erano i cellulari ai tempi, Certo, immagino. quindi stavi a casa a vedere chi ti pensava e chi no, non c'era Facebook. Non c'era Facebook, niente. quindi aspettavi la telefonata per gli auguri. Aspettavi la telefonata a vedere chi ti pensava. Ti e chi no. faceva piacere quando squillava continuamente. No, diciamo c'erano certi anni che squillavo continuamente, certi no, però mi ricordo di stare quei pomeriggi a casa, magari quando decidevi magari di non festeggiare, o comunque festeggiavi in forma privata, ti arrivavano le telefonate con quel... Questo Nunzio ci fa capire come siamo veramente totalmente diversi rispetto a 20-30 anni fa, è proprio cambiato completamente, il mondo si è girato al contrario. Cosa particolare, si sono persi proprio quelle minimi segni che ci facevano stare bene, no? Che È erano- vero, è vero, è vero. Parliamo del mappamondo, fonte assolutamente chiara di divertimento, di viaggi, avventure. C'è un viaggio che ti piacerebbe fare? Tutti Sì. noi abbiamo un viaggio, nei nostri sogni. Diciamo che allora il viaggio che mi piacerebbe fare è con mia moglie e i miei figli, rifare il viaggio di nozze. Ah, dove sei Sì, stato? ho fatto tutte le isole greche Ah, e mi piacerebbe ritornare in un posto che ho adorato, ed Efeso, gli scavi di Efeso antichi. In realtà passai dalle porte di Ercole, si diceva che se io riuscivo a toccarle ci sarei ritornato, quindi spero ci hai di... tentato di toccarla? Sì, sì, le ho toccate, quindi spero di ritornarci. Quindi il magari tuo un po'. viaggio dei sogni è il ritorno probabilmente di una parto cosa che hai da- già vissuto. Lo sai perché? Te lo spiego, Sì. c'è una ragione sempre su tutto, perché si dice che i figli siano la cosa più bella. In realtà i figli sono una conseguenza di un qualcosa di bello. Chiaro. E allora mi piacerebbe poterle vivere insieme. Il viaggio preferito, un ritorno tra l'altro del nostro ospite Nunzio Currenti.
che poi tra l'altro non è un sogno che non si è mai realizzato, lo hai già vissuto da viaggio di nozze, adesso lo vuoi riproporre per l'occasione, perché evidentemente vuoi ritoccare quelle emozioni. Sì, ma poi a me non mi piace sperimentare novità. Tu mi dici, sei stato mai a Parigi? No. Sei stato mai a Non ti Londra? interessa neanche No. andarla a vedere, No. ti piacerebbe più ritornare invece nei posti dove sei Mi già piacerebbe stato. stare nei posti e in questo caso, come si dice, come ti ho detto poco fa, completarlo con i miei figli, come per esempio se parliamo di viaggio, ti devo dire che il grande sogno è quello di riuscire a portare, a far vivere con mia moglie, però in questo caso da Sì. solo, fargli conoscere Bergamo, che è la mia seconda casa. Ah, Mi capita nei momenti spensierati di malinconia di prendermi Google Earth e di fargli vedere a mia moglie: guarda, io abitavo qua, io andavo col motorino qua, tipo io sono uno molto fantasioso. è vero, hai visto un'altra cosa che insomma conoscevamo poco di Nunzio Currenti. Che rapporto hai con la musica? Perché siamo in conclusione e tra poco ti chiederò quale sarà la tua canzone preferita, qual è la Allora, tua il canzone cantante preferita? preferito assoluto per distacco Biagio Antonacci. Biagio Antonacci. Prima perché insomma mi è sempre piaciuta la sua musica, poi perché ci sono alcune canzoni che mi legano Ti identifichi molto. a un periodo particolare della mia vita. Qual è invece la tua canzone preferita? Quella per distacco assoluto, Tu non mi basti mai di Lucio Dalla. Non è Biagio Antonacci però. No, perché lì c'è sempre mia moglie di mezzo. Ah, c'è una storia, beh, ce la devi raccontare, dai. Eh sì, perché diciamo Vi siete che... conosciuti con questa canzone? No, la cosa bellissima è che quando un certo Lucio Dalla stava provando questa canzone ed era il 30 dicembre 96, Scusa, ma come fai a sapere che quella data stava provando? è perché noi eravamo sotto il palco e ci siamo scambiati prima baci. Ah, addirittura, pazzesco, Sì, sì, pazzesco, pazzesco. Diciamo che l'orbita della mia vita è tutta incentrata. Quindi quella canzone racchiude quel momento quando io intimo, personale. ripenso sempre a questa cosa, tipo quel ricordo di Lucio Dalla che avevo praticamente a meno di 10 metri. E quindi lo identifichi sempre come una sensazione immortale della tua vita. Sì. Bene Nunzio, sono contento perché siamo riusciti veramente a scoprire molti lati, perché erano in pochi a conoscerti sotto questo altro punto di vista, quindi ci è piaciuto che lo hai fatto anche attraverso le nostre domande. Grazie a voi perché insomma ritengo anche il format molto, molto bello, intelligente e soprattutto consente anche di capire dove si dice tanto del calcio, si dice tanto che orbino determinate persone, in realtà le persone vanno conosciute. Giusto. quindi in questo Diciamo caso- che in questo caso siamo meno superficiali, in alcuni momenti il calcio diventa un po' Il superficiale. calcio spesse volte lo sport agonistico amplifica. È vero, è vero. Chiaramente il farsi conoscere, tu ti fai conoscere nel contesto delle persone, quando ti dicevo all'inizio multitasking, è perché insomma lavorando nel calcio a 360 gradi, vivendo la pallavolo a 360 gradi, perché insomma la pallavolo è un po' la mia vita. Sì, è vero. E poi vivendo altre situazioni, quindi altri settori, insomma diciamo che non mi risparmio in questo senso. Benissimo, grazie per Grazie la a tua voi. presenza, speriamo di rivederci prestissimo. Grazie a voi. E allora a questo punto noi chiaramente ci ascoltiamo e ci vediamo questa bella canzone di Lucio Dalla, Tu non mi basti mai, la canzone preferita di Nunzio Currenti. Vorrei essere il vestito che porterai, il rossetto che userai. Vorrei sognarti come non ti ho sognato mai. Ti incontro per strada e divento triste, perché poi penso che te ne andrai. Vorrei essere l'acqua della doccia che fai, le lenzuola del letto dove dormirai, l'hamburger di sabato sera che mangerai, che mangerai. Vorrei essere il motore della tua macchina, così di colpo mi accenderai.
dove non sono stato mai. Devo parlarti come non faccio mai, voglio sognarti come non ti sogno mai, essere l'anello che porterai, la spiaggia dove camminerai, lo specchio che ti guarda se lo guarderai, lo guarderai. Vorrei essere l'uccello che accarezzerai e dalle tue mani non volerei mai. Vorrei essere la tomba quando morirai e dove abiterai, il cielo sotto il quale dormirai. Così non ci lasceremo mai, neanche se muoio lo sai. Tu non mi basti mai, davvero non mi basti mai. Io ci provo, sai, non mi dimenticare mai. Tu non mi basti mai, la canzone di Lucio Dalla, la canzone preferita di Nunzio Currenti, il nostro primo ospite qui all'interno di Football B-Side. È la volta adesso di conoscere il secondo, anzi bisogna aspettare ancora qualche minuto perché prima conosciamo Cettina, colei che conosce molto bene il nostro secondo ospite. Ciao Cettina, ben trovata. Grazie. Siamo curiosi di sapere soprattutto da quanto tempo vi conoscete. Allora, ci conosciamo da un bel po'. Voglio sapere gli anni. Noi abbiamo avuto 14 anni di fidanzamento Addirittura. e poi 7 di matrimonio. Figli? 2. Vabbè, allora abbiamo capito che è tuo marito e fino a qua ci siamo. Esatto. Voglio sapere il regalo più particolare che ti ha mai fatto. Il regalo più particolare che mi ha fatto non c'è personalmente, ma ci siamo fatti un regalo insieme Sì? ed è la nascita dei miei figli. Che bella risposta, complimenti, mi piace. Mi hai spiazzato ma piacevolmente. È la verità. E invece raccontici qual è il suo più brutto difetto. Il più brutto è un po' testardo. Testa dura? Sì, un po' deve sbattere per capire. Però ha la capacità di tornare indietro? Assolutamente sì. Questo allora è un pregio. Si rende conto quando sbaglia, si rende conto se magari è stato leggermente più eccessivo del solito, però se non ci sbatte la testa non è convinto. La sua personalità, da quello che ho capito, è assolutamente duttile e Sì. questa cosa è sicuramente un fattore positivo. Si scontra un po' con la tua? Sì, un pochino, in effetti sì, un pochino. Anch'io sono molto esplosiva, molto attiva, peperina, però diciamo che la cosa bella mia e sua è che ci compensiamo. Grazie Quindi, Cettina, grazie a voi. Ci hai fatto un quadro completo Grazie di a questo voi. ospite e siamo sicuri che l'ospite poi si comporterà altrettanto. Grazie a Cettina. Grazie a voi. Allora a questo punto ci fermiamo, c'è la pubblicità e subito dopo arriva il nostro secondo ospite qui a Football B-Side.
Plurimpresa eroga servizi per la gestione del capitale più importante, le persone. Ogni anno in tutta Italia oltre 1.500 aziende e 20.000 fra candidati e lavoratori si affidano alla nostra consulenza. Realizziamo progetti su misura in ambito di ricerca e selezione, formazione professionale ed universitaria, tirocini, somministrazione di lavoro, privacy, welfare, certificazione linguistica ed informatiche. Affidati ai professionisti della consulenza su misura. Plurimpresa, sempre al lavoro, per il vostro lavoro. Rientrati dopo lo spazio pubblicitario e subito con il nostro secondo ospite, Lillo Bonfatto. Ciao Lillo, ben trovato. Ciao Ettore. Tua moglie è stata simpaticissima perché ci ha dato delle dritte riguardo la tua personalità e un po' in positivo ci ha sorpreso e siamo contenti. Mi fa piacere questo. Mi ha detto pure anche che siete sposati da tanto tempo. Sì, sì, abbiamo fatto 14 anni di fidanzamento e poi 7 anni di matrimonio. Praticamente una vita. Una vita insieme, sì. Allora, abbiamo 2 splendidi bambini pure. Immagino, i nomi dei bambini? Uno Simone che ha quasi 6 anni e l'altro Alessio che ha 3 anni. 2 maschietti quindi? 2 maschietti, sì. Benissimo, che continuano magari Devono fare quello che a loro piace. Vabbè, se il padre è stato un calciatore e anche un allenatore, chissà mai che cosa faranno da grande. Ma vediamo, vediamo. Bene, allora subito in scena con i 2 oggetti fondamentali per il nostro format. Abbiamo un telefono datato, ma ci piace così perché simboleggia la telefonata, e poi soprattutto un Atlante che ci permette, un Atlante più che Atlante direi mappamondo, che simboleggia il viaggio, la spensieratezza, l'allegria, la vacanza, e su queste 2 cose, su questi 2 oggetti io poi ti formulerò delle domande, ok? Ok. I figli sono l'unico obiettivo da raggiungere costruendo una famiglia? Allora, innanzitutto io penso che i figli sono fondamentali per creare proprio quella circostanza di famiglia che ti fa stare pure bene, anche perché noi con mia moglie abbiamo avuto la fortuna di averne 2, non sappiamo se arriverà qualche altro, però chissà. Però abbiamo 2 figli abbastanza impegnativi, 2 figli che ci rendono orgogliosi anche se sono ancora piccolini. Quindi questi 2 figli rappresentano veramente per te, per la tua famiglia, le colonne? Sì, è proprio così, rappresentano le colonne, sì. Rappresentano, ripeto, ci fanno stare bene e questa è l'unica cosa che a noi interessa. Quando ci sono quei momenti meno buoni, quando sei un po' triste, perché può succedere in una famiglia, basta guardarli, il loro sorriso, ti cambia tutto. Cambia tutto, sì. Cambia tutto. Lillo, una domanda un po' più particolare. Che sapore ha per te l'alba? L'alba per me è un'emozione, perché ho avuto spesso, siccome uno che si piace vedere, sono molto romantico, sentimentale. Bene, ok. E quindi sinceramente è una importanza importante. Ma non soltanto perché è legata all'inizio della giornata lavorativa? No, vabbè, a parte che io mi sono sempre uno che si alza abbastanza presto. Quindi non hai problemi? Quindi non ho problemi. Però vederla ti emoziona, sì. Ti emoziona. Ti sei mai trovato ad interrompere un rapporto di amicizia anche quando tu non volevi? E in questo caso sei stato costretto a cambiare atteggiamento? Guarda, ti dirò, io difficilmente
litigo oppure difficilmente interrompo i rapporti. Sì. Sinceramente per il mio carattere non sono fatto così, anzi sono se c'è qualche problema sono Pronto a sempre risolverlo principalmente. Però pronto a mi è risolverlo. capitato pure di avere qualche amico che credevo fosse amico, ma poi purtroppo non si è rivelato. Ma quell'amicizia poi si è interrotta perché tu hai deciso di interromperla, oppure i fatti e lui stesso magari ha deciso di interromperla? No, i fatti e lui stesso ha deciso di interromperla. Eppure io ancora oggi su questa persona, che non faccio Non il ti nome, sai dare una risposta? Non mi so dare una risposta. Beh, perché forse evidentemente credi molto al valore dell'amicizia sì, e sì. quindi quando ti succedeva una cosa di questa Sì, a suo tempo, ma può succedere ancora, certamente ti trovi spiazzato, no? Spiazzato, sì. Immagino. Cultura ed ignoranza vanno spesso a pari passo. Tendi più ad ascoltare il tipo oppure la tipa più acculturata, oppure cerchi di sviluppare un contatto con qualcuno un po' più, non dico ignorante, che Sì, non mi piace ok, come parola, ma capito, un po' inferiore? Allora, per come sono abituato, perché cerco sempre di confrontarmi con persone anche un po' superiori a me, Certo. per tirare il Una tua meglio, per crescita. la mia crescita personale e anche per tra virgolette, per la professione che faccio, mi aiuta il confronto con queste persone che ne sanno più di me e quindi mi aiutano ad ottenere qualcosa che molto probabilmente io in quel momento non ho. E se ti dovesse capitare invece una persona che è leggermente inferiore a quella che è un po' la tua linea, che succede? Ma no, niente di che, assolutamente. Anzi, ti mette a disposizione. Assolutamente. Non c'è Mi sa che abbiamo trovato l'ospite perfetto oggi qui a Football B-Side. perché- Perfetto no, però. Perfetto no, però diciamo nel senso che Sì, spesso e sì. volentieri in molti c'è una certa titubanza, invece No, vedo no, che no. tu rispondi con una Diciamo certa... diciamo che abbiamo le idee abbastanza chiare. Bene. Adesso voglio parlare di questi due oggetti ed inizio prima con il telefono, perché il telefono rappresenta la fonte spesso e volentieri di notizie positive o negative, Sì, giusto? Purtroppo sì. Qual è stata la Quelle telefonata più brutta che tu hai ricevuto e che insomma ti ha un po' segnato? Allora, non è stata proprio una telefonata, però è stata una circostanza quando mi hanno, tra virgolette, chiamato per la perdita di mia nonna, cui io sono molto, molto legato, perché come tu ben sai i miei genitori abitavano qua a Catania e io abitavo con lei giù in Sicilia, giù ad Agrigento, scusami, a Canicattì. Quindi insomma ha fatto parte attivamente della tua adolescenza? Sinceramente sì, perché io sono cresciuto con lei e non averla più, ti dico ancora ad oggi, sento proprio... Ma quella telefonata quando è arrivata te l'aspettavi oppure è stata proprio all'improvviso? No, me l'aspettavo, Te l'aspettavi. però non me l'aspettavo in quel Vorresti momento. mai Ecco. non averla ricevuta? Ecco, sì. Indubbiamente. Beh, allora in questo caso l'altra domanda è la telefonata che invece vorresti che arrivasse prestissimo. Allora, io ti dico che cosa penso. A me qualche telefonata bella, positiva è arrivata più di una, è Sì. arrivata quella quando io non c'ero e mia moglie era in gravidanza e non ci aspettavamo la nascita di quel giorno del nostro primo figlio, quindi io ero fuori, lei mi ha chiamato e è stata una chiamata bellissima. Guarda che stiamo ritornando indietro all'inizio della puntata, perché sia tua moglie ma soprattutto anche tu poc'anzi quando parlavi della tua personalità sottolineavi questo valore dei figli e quindi i figli continuano ad essere presenti nella tua quasi quotidianità. Sì, sono presenti nella nostra quotidianità. Bene, quindi quella telefonata Sì, è quella stata una telefonata di sì. gioia, allegria, Poi c'è un'altra, spensieratezza. sinceramente. Quale? Ero adolescente, 12 anni, 13 Sì. anni, quando è nato il mio fratello nel 1989. Ero così entusiasta perché quando mi ha chiamato mio papà ero quello che dovevo mettere il nome, potevo sceglierlo io e io in quel momento Ma tuo papà te l'aveva già detto, sceglierai tu il nome del io già mi fratellino. ero preparato. Avevi già lavorato Sì, su perché questo? nel 1989 io sono un milanista, Sì. c'era Marco Van Basten Hai e messo io Marco? ho messo Marco. Ma adesso Marco, tuo fratello, lo sa di questo giochetto certo, che hai fatto? certo che lo sa, E certo che ha che lo sa. detto? No, è contento. non ha detto Contento. niente. Non è milanista, però è contento. Benissimo.
E passiamo al mappamondo. Dunque il mappamondo, come ho detto poc'anzi, è fonte di avventura, di viaggi, di vacanze, di scoperte, perché quando uno parte è chiaro che spesso e volentieri va per scoprire nuovi mondi. Qual è il luogo che ti piacerebbe visitare, che magari forse hai già visitato e ti piacerebbe magari ritornarci? Allora, un luogo dove ritornerei è New York, perché è stata la prima vacanza. La condivido questa tua idea, io sono un amante di New York, una volta sola, ma ci vorrei ritornare sempre. No, io ho promesso, ritornando sempre al discorso di prima, perché ogni tanto mio figlio, il primo, ci sente parlare a me e mia moglie dell'entusiasmo che mettiamo per questa meravigliosa città. Sì. Vogliamo ritornare Con i figli? Con i figli, certo. Ovvio, con i figli a New York. New York è una città che ti uccide, ma nel frattempo ti avvolge, Sì. perché è una città talmente grande, talmente vasta, che inguardabile in un giorno, No. ma forse ci vorranno mesi per poterla visitare nei suoi angoli e nelle sue emozioni che Però regala. devo dirti che grazie sempre a mia moglie. Sì? Allora, Che ha fatto? No. Quando siamo partiti si è fatta una cartina e in una settimana posso assicurarti che ci siamo girati parecchie cose. Quantomeno i posti più importanti. Sì, ma anche di più di quelli più importanti. Bene, allora quindi quando sarà per l'occasione... Mi ha fatto camminare. Vabbè, chiaro, d'altra parte. Quindi una buona occasione, la prossima vacanza da organizzare con i figli, destinazione New York. Sì, speriamo. Confermato? Speriamo. Tua moglie sarà anche pure d'accordo? Sicuro. Benissimo. Speriamo. E allora a questo punto ci guardiamo la clip proprio su New York, la meta preferita del nostro ospite Lillo. La meta preferita di Lillo Bonfatto, il nostro secondo ospite qui all'interno di Football Beside. La meta è, come avete potuto ben vedere dalle immagini, la straordinaria città di New York che avvolge, uccide, ma che comunque ti regala sempre emozioni, anche se ci torna una seconda, una terza, una quarta, una quinta volta. Secondo me sì.
E parliamo adesso di musica. Parliamo di musica, quanto la musica incide nella tua giornata, nel tuo lavoro, nel tuo modo di stare in famiglia? Allora, la musica per noi famiglia è importante, soprattutto per me, perché è diciamo che mi fa quei momenti bui, quei momenti che sei tira su, un po' nervoso, ti tira un po' su, ti aiuta anche se poi la canzone che magari insomma ti lega a qualche momento ti emoziona troppo e quindi rischi di essere un po' spiazzato, no? Questo sì, però cioè una canzone riesce a far piangere quando vuole. Però anche le canzoni che vabbè, poi se ti fa piangere sono delle, ha un doppio senso. Infatti sono anche delle emozioni importanti. E qual è la tua canzone preferita? Allora, una canzone che a me fa emozionare e mi fa venire in mente tantissimi ricordi, anche familiari, e tu di Claudio Baglioni. Adesso però ti faccio una domanda e dico: E tu di Claudio Baglioni, è una canzone, arrivò al primo posto in Italia, vendette tantissimo, ma era il 1974, tu non sei nato negli anni 70, come fai ad innamorarti di questa canzone? Ti dirò, vai. Allora ti sorprendo, perché le canzoni vecchie a me sinceramente piacciono di più. I cantautori degli anni 70. Sì. Io sono cresciuto con Battisti, per tipo. Allora quindi la scelta quasi obbligata con Baglioni, che è un top dei top. A tutti gli effetti. Bene, allora io a questo punto, prima di andare a vedere la clip proprio con la canzone di Claudio Baglioni e tu, ti ringrazio, sei stato simpatico, originale, spontaneo, un po' ti sei raccontato, no? Perché questa trasmissione dove non si parla di calcio, anche se poi i protagonisti hanno a che fare con il calcio, serve anche per vedere l'altro lato dei personaggi legati al mondo del football. Grazie a te. Sei stato veramente strong, come dico io. Grazie per la tua disponibilità, Lillo. E allora, come ho detto poc'anzi, guardiamocela questa bella canzone con Claudio Baglioni che canta le note dell'amore, ovvero E tu. Fermarci stupiti, ho bisogno di te e dammi un po' d'amore. E adesso non ci sei che tu, soltanto tu e sempre tu, che stai scoppiando dentro al cuore mio. Ed io che cosa mai farei se adesso non ci fossi tu?
La canzone è Tu di Claudio Baglioni, la canzone preferita di Lillo Bonfatto, il nostro secondo ospite qui a Football Beside, che si conclude qui. Vi diamo appuntamento naturalmente alla prossima, sempre pronti per raccontare i personaggi del mondo del calcio, però dall'altro lato. Arrivederci a tutti. Ci stiamo preparando per i Penalty Awards 2021. Sarà l'8ª edizione e ancora una volta sarà un'edizione da non perdere.